Paolo Ormesi, ecco, do la parola a lei, Presidente Federconsumatori, rappresenta un po' i cittadini, che cosa ne pensate? Ringrazio. Su questo, per quanto riguarda il discorso di questa manovra, quello che è corretto dire è che veramente fondi non ce ne sono. E dobbiamo partire da questo e quindi anche partire da un concetto un po' precedente. Cioè, se i fondi non ci sono, io mi chiedo come mai oggi quasi tutte le forze politiche continuano a chiedere di ridurre la tassazione. Però i fondi, che sappia io, avvengono e vengono solo ed esclusivamente da una tassazione corretta, perché deve essere corretta, questo è il problema. Oggi viviamo in una tassazione che non è corretta e viviamo soprattutto in una subtassazione. Io guardavo i dati che... sovratassazione, perché... più che una è una sovratassazione intanto per chi la paga. Certo, questo è il problema. Primo problema in assoluto, perché se poi non si raccolgono fondi, cioè ridistribuirli, noi facciamo bei discorsi, possiamo ridistribuire o non ridistribuire, però se i fondi non ci sono non ridistribuiamo nulla. Questo è un concetto, credo, di partenza. Però io vedo dai dati che noi abbiamo, per esempio, che la crescita, noi abbiamo fatto un'analisi della crescita del reddito dal 2013 al 2018, che è stata un più 4,6, quando l'aumento delle spese è stato un più 6,4. Cioè noi abbiamo i redditi che rincorrono sempre la spesa e sono sempre meno. Così faccio una precisazione, questa ricerca è stata fatta ed è fatta su chi ha reddito. Però noi sappiamo che c'è sempre più gente che non ha reddito. Anche questo è un altro dei grandi problemi che riguardano poi, penso, il consumo e la cosa, perché è inutile fare... oggi abbiamo in Italia una grossa percentuale di persone che non ha reddito e su queste persone bisognerebbe in qualche modo pensare come intervenire. Non è intervenuto il reddito di cittadinanza. Sul quale, vabbè, insomma, stiamo parlando di reddito di cittadinanza, che tra l'altro è solo esclusivamente per i lavoratori, ma non per chi non ha reddito. Io sto dicendo che c'è gente, tutti quelli che sono disoccupati, quelli che vengono rilasciati dalle aziende, eccetera, che hanno questo tipo di problema. E oggi non sanno come vivere. Noi abbiamo sovraindebitati che continuano a rivolgersi a noi perché hanno un problema di sovraindebitamento. Sovraindebitamento dovuto al fatto, spesso, di gente che si è fatto il bravo mutuo per comprarsi la sua prima casa nei tempi buoni, erano due che lavoravano, ce la facevano benissimo, oggi non riescono ad andare avanti perché hanno perso il lavoro. Questo è un altro dei problemi sui quali purtroppo non si sta pensando, Noi sicuramente sulla riduzione e sul blocco, sul congelamento dell'IVA siamo d'accordissimo, perché un aumento dell'IVA... delle aliquote di cui si è accennato. Scusi? Rimodulazione delle aliquote che ancora non è stata mollata. Sì, ma la rimodulazione delle aliquote, io spero che non vogliano aumentare ancora le aliquote più basse. Il problema è che... quelle più basse non sembrano essere toccate, quelle dei appunto, e vogliono continuare e continuiamo a ridurre il gruzzolo, perché se noi riduciamo comunque le aliquote, riduciamo di quelli che o pagano poco o non pagano. Io vi ricordo che ci sono delle tassazioni che sono nascoste, che noi facciamo. Vi ricordo che le scuole pubbliche in questo paese, quelle dell'obbligo, funzionano solo e esclusivamente perché c'è una tassa volontaria, si chiama volontaria, che viene data dal cittadino alla volta dell'iscrizione, che non è scritta da nessuna parte, che non viene riportata in nessun posto, ma questo va avanti su tutte le scuole. Teniamo presente che, per esempio, i problemi ce ne sono per quanto riguarda il consumerismo, tantissimi, e sono tutti quanti legati a manovre che non vengono in realtà portate avanti, non vengono fatte. Poi è vero che ci sono grandi manovre, però dobbiamo anche tenere presente che per il cittadino potrebbe anche essere una bella manovra quella e che non si riuscirà mai a fare, quella di ridurre gli stipendi dei nostri politici, perché sinceramente poi si fa fatica a pensare che una persona che normalmente prenda 4.000 euro al mese si ritrovi improvvisamente a prenderne 12.000 e sia pronto poi a lasciare il suo posto. E quindi non c'è un po' un ricambio, c'è una lotta continua per rimanere e per fare, e quindi c'è la rincorsa al populismo e alla ricerca di dei grandi detti, come poi si diceva, insomma, si fa alla ricerca di trovare qualcosa che possa avere appiglio, ma che in realtà non serve al Paese. Questo è un altro dei grossi problemi. Come vede lei, Giraldo? Relativamente, adesso c'era anche il discorso dei dazi, comunque questo discorso della tassazione, di non toccarla, di rivederla, di muovere questi consumi benedetti, perché poi il settore alimentare è
È un settore che invece risulta dagli ultimi dati un po' in sofferenza. Beh, assolutamente sì, assolutamente in sofferenza e direi anche In proiezione, in sofferenza. con poca capacità anche di essere ancora una risorsa, diciamo, in qualche modo per tutti, nel senso che i consumi si stanno riducendo e il legame consumo-tassazione è quasi sempre un binomio assolutamente imprescindibile. Quindi Cioè manca potere d'acquisto delle famiglie si sostanzialmente. sta molto più attenti, e si è iniziato a toccare anche la parte food, cosa che non era mai capitata, in altri tempi. Quando si arriva a che le famiglie iniziano in qualche modo a stare molto attente, centellinare, questo dà la dimensione che si è in difficoltà. La difficoltà è legata anche al fatto che chiaramente il percepito, quindi gli stipendi, magari da 2 stipendi magari sono diventati 1, quindi le Però persone... a livello occupazionale in realtà sono cresciuti, abbiamo dei dati regionali, almeno per quel che ci riguarda, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, eccetera, Lasciamo interessanti. perdere per i dati, scusate, ma cioè, questo tipo di dato qua, cioè, sappiamo, cioè, sono lavori che invece di fare lavoro, cioè, c'è gente che ha lavoro per 3 mesi e viene messo come, ma non è che sono aumentati, cioè, se noi andiamo a vedere c'è una riduzione netta. Dopo su questo voglio tornare, se Assessore qualche elemento a proposito. No, sul tema dell'occupazione e disoccupazione, sì, esatto. ma insomma, per carità, noi eravamo abituati alla disoccupazione al 3%. Prima della crisi. Siamo 6 credo, no? Mi pare. Adesso siamo a 6,4. Il 3% in realtà misurava solo chi cambiava lavoro da una parte all'altra, Esatto. perché la disoccupazione zero non esiste, è un 3% fisiologico. Non siamo a quei livelli, però rispetto al resto d'Italia 6,4% è da baciarsi le mani. Emilia Romagna 4 se non sbaglio, forse è messa meglio. No. È il Trentino Alto Adige che ha meno disoccupazione di noi siamo la regione migliore da questo punto di vista. Siamo messi bene. No, siamo la migliore, poi ripeto, eravamo abituati al 3, siamo a 6,4 e tenga anche conto che noi abbiamo una crescita di PIL quest'anno che è dello 0,5, non è sicuramente quello a cui eravamo abituati. Regione sta dicendo? Sì, regione, ma è esattamente 5 volte tanto la crescita del PIL del paese. Quindi export però. In questo ma quasi tutto export. Il tema vero è quello che diceva lui prima, mancano i consumi interni. E questa è la sfida, perché sull'export siamo fortissimi. Finché tira. Il tema è il consumo interno, noi dobbiamo lavorare là, ma non lo capisce nessuno, tranne quelli che c'è qua dentro, perché siamo costretti. Vuoi per vicinanza territoriale, vuoi perché rappresenti persone che ogni giorno hanno questo problema, ma il resto del mondo non si rende conto cioè, l'80% del PIL è consumi interni, per cui possiamo lavorare molto sicuramente sull'export, è essenziale per poter rilanciare, coprire le fasce marginali, ma senza i consumi interni il PIL crolla. L'incidenza dell'IVA, se non si fa la sterilizzazione delle clausole dell'IVA, noi andremo in recessione perché è già previsto meno 3, meno 4% sul PIL, riduzione dei consumi, vuol dire avviare un meccanismo veramente complesso su cui poter lavorare, per cui quello s'ha da fare. L'aspetto della rimodulazione mi sembra, insomma, non credo sia veramente una cosa seria, piuttosto guardiamo su anche i margini possibili di tassazione riguardano quali? Abbiamo quasi 6-7 miliardi che lasciamo perdere per gli aspetti dell'elusione fiscale delle grandi multinazionali. Dopo parliamo di questo. Non occorre un provvedimento a costo zero, per cui è come fare alcune riforme, ma questa qua, intervenire ma non solo sulla web tax, la maggior parte sono problemi di elusione fiscale e stiamo parlando di decine di miliardi che vengono spostati in paesi europei. Sto parlando del Belgio, Lussemburgo, Irlanda, che fanno competizione sull'aspetto fiscale, per cui attraverso meccanismi legali, meccanismi di evasione, per cui si parla di elusione, vengono spostati dai luoghi in cui vengono prodotti i profitti e spostati da altra parte. Su questi non servono solo delle regole ben precise, solo che 60-70% del commercio mondiale è fatto dalle multinazionali, perché hanno un potere di influenzamento sui governi che è talmente alto che questo è una cosa che può fare domani.
Assolutamente. Su questo tema c'è anche qua un cambio di mentalità che dovremmo fare. La CGIA di Mestre ha fatto uno studio proprio chiarissimo, dove ha dimostrato che il costo del malfunzionamento della pubblica amministrazione supera di gran lunga il costo che abbiamo per l'evasione fiscale. Allora anche questo è un altro intervento strutturale, perché l'evasione fiscale tu sarai costretto a combatterla per sempre. Nessuno mai sconfiggerà l'evasione fiscale, perché è in tutti i paesi c'è l'evasione fiscale. Tu la combatterai e ogni anno viene usata per chiudere il bilancio di previsione. Ogni anno dicono, noi quest'anno vediamo 30 miliardi da recupero di evasione fiscale. Dopo li prendi, non li prendi, aggiusti durante l'anno, eccetera. Ma quella è una cosa sempre in fieri. Se invece tu facessi una spending review vera, ma ci hanno provato tutti e nessuno ci è riuscito, tu recupereresti decine e decine di miliardi strutturali, cioè che ogni anno tu avresti a disposizione per fare finanziarie. Noi con il recupero dell'efficienza della macchina pubblica, noi potremmo non preoccuparci più della finanziaria. Automaticamente avremo le risorse per fare finanziarie da 30-40 miliardi l'anno. Sì. Ma su quello non si tocca, non tocca nessuno, toccano forse interessi perché preferiamo fare altre cose. No, ci sono anche alcuni provvedimenti, no? Cioè, adesso si parlava della domanda interna che è in recessione, ormai stagnazione, recessione, ormai da però tantissimi i risparmi anni. aumentano, però i risparmi in banca per molti aumentano. Sta di fatto comunque che il problema della fiducia è sempre una componente importante nei consumi, però c'è anche un problema di capacità di spesa, cioè gli stipendi non aumentano. Allora, se da una parte le risorse per intervenire sul cuneo fiscale in maniera consistente sembra essere molto marginali e ridotte, ma c'è un'altra parte sulla quale si potrebbe intervenire. Ci sono i rinnovi contrattuali che riguardano tutti i settori. Ci sono i contratti integrativi regionali che vengono fatti tra le parti sociali, esatto, dove si aumentano gli stipendi. Allora, se lì intervenisse una decontribuzione e non venissero tassati gli aumenti dei rinnovi contrattuali e degli integrativi regionali, noi potremmo mettere in modo naturale, decidiamo che lo facciamo per 10 anni, allo Stato non costa nulla, perché è un costo che sostiene l'azienda. Va bene, rinuncia certo ad ulteriori entrate che potevano esserci, però non deve mettere nulla e questi soldi andrebbero negli stipendi, aumenterebbero gli stipendi, va bene, dei lavoratori, e quindi questo potrebbe favorire quel processo dei consumi di cui abbiamo assolutamente bisogno. Ottimo questo. Cosa ne pensate voi? Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere un'idea, credo mai accettabile nel momento in cui gli unici che pagano ormai sono solo i lavoratori, per cui se togliamo un po' di tasse ai lavoratori diventa un dramma per questo paese. Siamo arrivati a questi livelli. Sì, ma stiamo parlando di come sono gli unici oggi. Interni, infatti voglio dire. Aumenti. Ma voglio dire che ormai stanno togliendo tasse dove non si dovrebbero togliere, secondo il nostro ma chi modesto. le tolgono fino adesso? Non hanno tolto nessuno. Ne hanno tolte parecchie, o perlomeno lo danno attraverso visto, aiuti. Tutti dicono che non le hanno viste, e soprattutto chi poi invece ne usufruisce di questi benefici. Ci sono stati negli anni, ce ne sono stati molti. E non dimentichiamo questo. Non dimentichiamo che è stato aumentato tutto, perché è stato aumentato anche il costo dell'energia, soprattutto per le fasce più deboli, e anche questo è un dato di fatto. Come diceva l'assessore, qua ormai la sanità in Veneto, che è così buona, perché insomma si dà come sanità, ma nessuno tiene presente che per esempio oggi se uno va al pronto soccorso, anche se ha un codice verde e anche se ha qualcosa, se è mandato dalla guardia, paga. E non paga solo il ticket del pronto soccorso, paga tutti gli esami, cioè è diventata una cosa che la povera gente, o chi ha da che fare o chi non ha mezzi, fa fatica ad affrontare e non si cura. Vi ricordo
che l'ambulatorio di emergency di Mestre sta lavorando sempre di più con incrementi, adesso non ho le percentuali, solo con gli italiani praticamente, non è che faccia con extracomunitari o con qualcosa, lo fa solo e esclusivamente con gli italiani che non riescono più ad andare avanti, perché questa è la realtà. Dopodiché sì, possiamo aumentare, il problema non è solo aumentare gli stipendi, che è la prima cosa da fare, ridurre secondo me le contribuzioni che sono fatte dalla gente che in realtà oggi sta pagando di più, ma bisognerebbe sviluppare lavoro in questo paese, cosa che non c'è volontà di fare. E non c'è nessuna programmazione a lungo termine, quello che è una programmazione a lungo termine, ma che va fatta. Cioè, se non c'è un aumento dell'occupazione in questo paese, si andrà sempre peggio, perché sicuramente stanno diminuendo quelle che sono le entrate. E soprattutto, scusi, una cosa solo, ma quando si parla di evasione fiscale, adesso, che non si possa fare nulla contro l'evasione fiscale, io odio, cioè ci sono dei paesi, ma insomma, però ci sono dei paesi anche civili a questo mondo, cito anche gli Stati Uniti, dove l'evasore fiscale va in galera, dove l'evasore fiscale non viene visto come quello bravo. Ma se uno occupa sommario, vabbè, per carità, quello che viene visto non è vero, quello che occupa sommario va in galera come. Sì, che sta a 4, dopo però non va. Qui viene visto anche come uno bravo, è uno bravo che ha fatto le cose per bene e che si è fatto i soldi e viene quasi ammirato. Cioè, questa è la cosa, lo fa lui, lo faccio anch'io. Beh, insomma, in linea di massima questo succede nel nostro paese. Sì, Assessore, poi vediamo il cuneo fiscale. No, allora che ci sia, c'è anche un tema culturale però di comprensione del paese. È una cosa che loro mi avranno sentito dire 1 miliardo di volte, ma continuo a dirla perché io la trovo veramente assurda. C'è una difficoltà anche di capire che cosa sta succedendo e dove si vuole andare. Mi spiego. All'inizio della crisi nel 2008, poco dopo all'esplosione della crisi, se voi andate a rileggervi i giornali dell'epoca, cioè, tutti quanti avevano deciso che il modello del nord-est e soprattutto quello veneto era morto. Sì. Perché dopo che era stato studiato a livello mondiale. Ecco, infatti dicevano, ha funzionato fino ad oggi. È stato Monti a dire che era morto. Sì, l'ha detto Monti, che abbiamo capito che i professori non sempre capiscono. L'ha detto Monti, ma l'hanno detto anche molti universitari nostri veneti, studiosi, economisti italiani e di altri paesi. L'hanno detto, infatti lo slogan era piccolo e ancora bello, la risposta era no. E tutti immaginavano, tutti questi grandi studiosi soloni, immaginavano che per resistere alla crisi e controbattere i problemi della crisi bisognava avere una dimensione aziendale nettamente superiore. Questo perché? Perché ti consentiva di poter investire in maniera efficace in innovazione e ricerca, che sono i 2 elementi oggi per essere competitivi nel mondo. No? Certo. Tu non puoi, se hai un'azienda di 4 dipendenti, come vuoi fare innovazione e ricerca? Non ce la farai, per questo motivo devi morire. Perfetto. Cioè, dopo 10 anni tu vai a vedere come è messo il Veneto. L'ho detto prima, è la prima regione d'Italia. Ma chi è che sprigiona PIL e occupazione? Le piccole e piccolissime aziende, gli artigiani, i commercianti, l'imprenditore che ha suo fabbrichetto così. Questi e hanno avuto una capacità di fare innovazione e ricerca che non è uguale al mondo. Cioè, anche questo è un problema culturale che dobbiamo porci. Cioè, se nemmeno chi dovrebbe darci la via capisce niente di economia, cioè, ragazzi, è dura. Quindi questo paese ha una serie di concomitanze negative, per cui è davvero un miracolo che siamo in piedi. Cioè, evidentemente i veneti, i lavoratori, gli imprenditori, sono molto migliori dell'immagine che si ha del paese. No, perché è corretto è una cosa che veramente è corretto anche dirlo, perché a livello nazionale non viene mai fuori. Io mi sono venuto alla rassegna stampa, ma Copacchi così, il modello Veneto è morto. Il PMI morte, questo è, tutti quanti, ma anche la narrazione anche mediatica e giornalistica, tutti a puntare sulle grosse aziende venete, queste sì che... E poi abbiamo scoperto, sempre con la CGIA di Mestre, che i grandi evasori sono quei, i piccoli imprenditori... volevo arrivare a quello. Però non abbiamo neanche scelta noi come imprenditori. Cioè noi dobbiamo per forza fare ricerca e sviluppo. Sì. A prescindere che la politica sia d'accordo se il modello va bene o non va bene, sì. No, ma chi ha un'impresa, chi scommette i propri denari e le proprie famiglie e le famiglie dei collaboratori,
Non ha mica scelta? No, deve. O così oppure soccombe. Assolutamente deve trovare. Sì, ma il miracolo è che sono riuscito a che i nostri imprenditori sono riusciti a farla con queste dimensioni. Certo. Perché uno che ha 3.000 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo, tu dici, dedicare 10 milioni alla ricerca, secondo me frega, li metti. Ma immaginate chi ha 20 milioni di fatturato e questi hanno fatto ricerca. Abbiamo imprenditori a Vicenza che in collaborazione con il centro di Legnaro qua, che è altissimo, cioè questi hanno costruito, sono riusciti a costruire, ma facendo le loro delle strumentazioni che i laboratori americani non erano riusciti a fare, e questo qua col sottornio l'ha fatta lui, e assieme al laboratorio Legnaro hanno fatto questa strumentazione altamente scientifica. Insomma qua, noi non me lo diciamo, noi altri abbiamo salveo, ma ma anche il settore agroalimentare comunque ha fatto passi da gigante per competente, cioè le produzioni per gli astronauti, non so, fate una piccolissima azienda veneta. Certo, assolutamente sì. Cibo per gli astronauti, per esempio, una roba incredibile. Però è vero che l'affermazione che fa l'assessore, quando dice che c'è un aspetto culturale che ancora vede quasi esclusivamente nella grande azienda, va bene, il riferimento dello sviluppo del paese, dice una cosa verissima, no? Poi tutti parlano di piccole e medie imprese, però se vediamo in realtà intanto giustamente dal 2008, cioè da quando prima è iniziata la crisi finanziaria che si è trasformata in crisi economica, che ha falcidiato centinaia di migliaia di aziende e ha messo in crisi il sistema economico, ne è uscito vincente il modello del nord-est rispetto al modello del nord-ovest. Che va detto, ha visto il modello della piccola impresa rispetto alla grande impresa, per i motivi che diceva l'assessore. Hanno saputo investire, si sono tirati su ancora una volta le maniche, come avevano fatto nel passato nel Veneto in particolare, hanno capito che bisognava investire in innovazione e ricerca. Quello che manca ancora oggi è che rispetto a queste considerazioni che facciamo non ci sono delle politiche che vanno nella direzione di favorire la piccola e media impresa anche su questo aspetto legato all'innovazione e alla ricerca, perché se noi guardiamo anche quel provvedimento che io ritengo un provvedimento molto condivisibile di Industria 4.0, poi diventato Impresa 4.0, andrebbe ancora una volta un po' più rimodulato per quanto riguarda coniugato l'impresa. Coniugato a livello locale, assolutamente. Torniamo su questi temi, pubblicità subito, poi torniamo con voi tra poco.